Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Emergenza incendi nel Palermitano, più di 40 i roghi, gente in fuga anche sui tetti delle abitazioni. Il vescovo di Cefalù Marciante chiama alla protesta generale. Intanto Palermo città è alle prese con un altro allarme, cassonetti stracolmi di immondizia non raccolta, dati alle fiamme dai cittadini esasperati. Lampedusa si svuota e la Croce Rossa porta la voce dei migranti all'ONU. Deve intervenire tutta la comunità internazionale. Caro prezzi, supermercati e grande distribuzione faranno sconti del 10% per combattere l'inflazione. Bonus carburante e bollette per le famiglie a basso reddito. Catania, una discarica a cielo aperto a San Cristoforo tra un oratorio e una scuola. Il degrado denunciato dal parroco che ha ripulito l'area frequentata da centinaia di bambini. Da ottobre a Siracusa il nuovo trasporto pubblico locale, più linee e servizio di infomobilità. Oggi è la giornata mondiale senza auto, l'obiettivo è ridurre l'inquinamento atmosferico, promuovere spazi a misura dei bambini, ma non tutti ovviamente hanno aderito all'iniziativa. Calcio in Serie C, pareggio incolore del Catania a Monopoli. Il Messina viene raggiunto sul finale della Turris. Oggi per la Serie B in campo il Palermo alla Barbera con il Cosenza. Bentrovati, scuole chiuse a Gratteri, uno dei comuni del Palermitano coinvolto negli incendi che hanno minacciato diversi centri abitati. Il governatore Schifani nella sala operativa della Forestale, il vescovo di Cefalù invoca una protesta generale. Manlio Viola. Da Messina a Palermo torna a bruciare la Sicilia. Sono bastate poche ore di scirocco per dar manforte ai piromani che sono tornati ad appiccare le fiamme. I roghi circondano di nuovo la città di Palermo. Il presidente della regione Renato Schifani questa mattina si è recato nella sala operativa della Forestale per monitorare la situazione e portare il suo supporto. Nella notte, nella prima parte della mattina, si è tornato ad assistere a scene di panico nel quartiere palermitano di Brancaccio, a San Ciro, cittadini sopra i tetti delle villette per sfuggire alle fiamme. All'alba sono ricominciati i lanci d'acqua dall'alto da parte di elicotteri e Canadair, mentre non si sono mai arrestate le operazioni da terra. Oltre l'incendio di Brancaccio San Ciro, praticamente in città a Palermo sono 11 fronti del fuoco e 7 di questi sono estremamente pericolosi in provincia: Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi. In provincia preoccupa il fronte del fuoco che da Gratteri arriva fino a Cefalù, territorio già colpito dagli incendi di luglio, e il vescovo di Cefalù non ce la fa più. Occorre organizzare una protesta generale davanti all'inerzia colpevole dei vari governi regionali, dice. Mi dispiace tanto, tra incendi e calo demografico avanza la desertificazione della Sicilia, sostiene Monsignor Giuseppe Marciante. Intanto, a causa più del caldo eccessivo che degli incendi, chiudono alcune scuole. Succede in provincia, a Balestrate, Trappeto, a Capaci e naturalmente a Gratteri, mentre nel capoluogo sono gli studenti a rifiutarsi di entrare in classe e a protestare. Succede all'Istituto Professionale Borsellino di Pallavicino, al Danilo Dolci e al Liceo Scientifico Einstein. E a Palermo città c'è anche un'altra emergenza. Da giorni i cittadini danno fuoco ai cassonetti stracolmi di immondizia non raccolta e alle discariche che si vanno formando. Manlio Viola. Non solo incendi boschivi, per lo più dolosi, che minacciano case, terreni e ville, che distruggono vegetazione ed ecosistema, che tengono in apprensione un'intera città. Nei quartieri popolari di Palermo il fuoco è usato per liberarsi dai rifiuti che si accatastano senza venire raccolti. Se in centro la raccolta differenziata evita questo disastro, in periferia l'immondizia si trova sempre a ogni angolo di strada, tanto che anche il presidente della RAP, l'azienda rifiuti di Palermo, ammette di vergognarsi della situazione da cittadino prima che da amministratore. Un'emergenza intermittente che continua da anni a causa dei problemi di carenza di personale e dei mezzi di cui soffre la RAP. Nonostante gli sforzi dell'azienda, che ha cercato di bilanciare le assenze attraverso il ricorso a degli itinerari straordinari, ogni qualvolta la macchina organizzativa si inceppa, la spazzatura torna a popolare i marciapiedi della città. Adesso in stato di agitazione c'è anche il personale RAP. Ieri però un ordine del giorno del PD per il potenziamento del servizio è stato bocciato in Consiglio Comunale. Non ci sono i soldi. Così i cittadini che non ce la fanno più nella notte danno alle fiamme rifiuti
ritenute incuranti dell'inquinamento e dei rischi. Le ultime 2 notti sono state drammatiche in 3 quartieri e si teme per la prossima notte, visto che la situazione incendi in provincia e in periferia rischia di lasciare di nuovo la città senza mezzi e senza vigili del fuoco. Restiamo a Palermo, gli investigatori non credono ad Angelo Flores, uno dei protagonisti dello stupro di gruppo alla Foro Italico a luglio. Ha tentato di tirarsi fuori chiamando in causa gli altri accusati, sostenendo di non avere partecipato alla violenza perché sconvolto dalla scena dei 6 ragazzi sopra la vittima. A contraddirlo le intercettazioni in cui ammette di essere stato uno dei violentatori dicendo disinvoltamente la carne è carne. E il fatto di avere filmato la scena dello stupro con il cellulare. Il video trovato sul suo telefonino è diventato una delle principali prove a carico del branco. Immigrazione. Il Mare Mosso ferma l'arrivo dei migranti e consente alla Croce Rossa di vuotare l'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto il presidente Valastro porta all'ONU la voce dei rifugiati. Tonino De Mano. Complici i trasferimenti da Lampedusa verso Porto Empedocle e soprattutto il Mare Mosso, che non consente le partenze dal Nord Africa, si svuota l'hotspot tanto da far tirare il fiato agli operatori della Croce Rossa. Si lavora principalmente in uscita, nelle ultime ore sono stati trasferiti altri 400 migranti, tra cui 88 minorenni non accompagnati, e la Croce Rossa conta di azzerare le presenze entro domenica, quando nella struttura di accoglienza di Contrada Imbriacola dovrebbero esserci pochissime persone. Ignazio Schintu, direttore delle operazioni di emergenza e soccorsi, può anche concedersi alla stampa un po' per fare il punto della situazione, ma anche per annunciare il videomessaggio del presidente della Croce Rossa, Rosario Valastro, che all'Assemblea Generale dell'ONU a New York sta portando la voce dei migranti, ma anche di chi è impegnato nell'aiuto umanitario. Credo che le 2 cose siano strettamente connesse, chi ha bisogno di aiuto e chi aiuta, perché entrambe rappresentano sul campo quella comunità che mette in evidenza le emergenze del nostro tempo, che sono tante e di cui il fenomeno migratorio è la manifestazione più evidente, ma ci sono anche i conflitti, l'emergenza climatica e le povertà. Come Croce Rossa Italiana siamo operativi in tanti scenari di intervento, siamo l'esempio che l'aiuto umanitario può farcela a rappresentare un argine alle tante crisi che affliggono il nostro tempo. Il volontariato deve tornare a essere al centro del dibattito qui al Palazzo di Vetro. Il mare agitato non ferma traghetti ed aliscafi che continuano a fare la spola con Porto Empedocle, facilitando le operazioni di svuotamento dell'hotspot, per una volta sotto il limite della capienza consentita. Contro i rincari dovuti all'inflazione, numerose catene di supermercati e discount aderiranno allo sconto del 10% sulla spesa. Bonus carburante e bollette per le famiglie a basso reddito. Luca Ciliberti. Bonus, benzina e bollette in arrivo, ma anche uno sconto del 10% sulla spesa alimentare nell'ultimo trimestre dell'anno. Lunedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri approderanno infatti le misure a sostegno delle famiglie delle fasce deboli contro i rincari in questi mesi. Il bonus carburante da 80 euro dovrebbe essere caricato sulla social card dedicata a te, andando ad aggiungersi al contributo di 380 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità per 1,3 milioni di famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Da capire se verranno inserite agevolazioni fiscali anche per alcune categorie come gli autotrasportatori o i pendolari. Per quanto riguarda le bollette, è in arrivo la proroga del bonus sociale destinato alle famiglie, quelle con ISEE sotto i 15.000 euro. In entrambi i casi il ceto medio è tagliato fuori. Dal 1 ottobre al 31 dicembre a tutelare i risparmi dei consumatori, almeno nella spesa alimentare, saranno le catene della grande distribuzione che hanno aderito al trimestre anti-inflazione su iniziativa del Ministero per le Imprese del Made in Italy. Ci saranno sconti fino al 10% sui beni di largo consumo in circa 25.000 tra grandi supermercati, discount, superstore e ipermercati, quasi l'intera rete in tutta Italia. In 30 aziende hanno già detto sì, da Esselunga a Conad, da Carrefour a Coop, da PAM a Lidl, passando per Tigre, Famila e Deco, a cui si aggiunge la rappresentanza dei coltivatori Coldiretti. In bilico ci sono solo alcune catene di discount come Eurospin e MD. L'intesa sarà firmata ufficialmente giovedì prossimo, 28 settembre, a Palazzo Chigi, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A San Cristoforo, a Catania, una discarica a cielo aperto tra un oratorio e una scuola. Il prete del quartiere pulisce e denuncia il degrado in un luogo frequentato da centinaia di bambini. Emanuela Corsi.
Una discarica a cielo aperto tra un oratorio e una scuola. Siamo in via Zammataro, nel quartiere catanese di San Cristoforo. Qui non manca nulla, dal frigorifero al materasso, dai mobili ai rifiuti di ogni genere e ovviamente non mancano anche gli insetti, le blatte e i topi. Molti residenti sono esasperati. È una situazione, diciamo, sgradevole, anche perché soprattutto con il caldo poi si sente molta puzza. Viviamo con la paura se escono animali da sotto questa spazzatura, ma abbiamo fatto richieste, controrichieste, ma sempre così è. Io anche ho chiamato al comune, cose, però. E non è mai venuto nessuno? Non è mai venuto nessuno. Qualcuno chiede le telecamere. Abbiamo chiesto di mettere le telecamere, non si può nemmeno più parcheggiare le macchine, ma non è neanche giusto perché ci sono i topi. Voi avete segnalato? Sì, più volte, sia il parroco che la scuola, ma non... Qui padre Stefano della parrocchia di Santa Lucia ogni giorno prende la scopa e cerca di dare il buon esempio. Mi chiamano addirittura Uparino Spassino. Se tutti facessimo così, ognuno davanti a casa sua, davanti dove abita, credo che anche l'igiene, la pulizia sarebbe di un'altra immagine. Da tempo il parroco denuncia lo stato di degrado di questa via dove ci sono tantissimi bambini. Noi ci rivolgiamo ai servizi, alle autorità competenti, lanciando anche l'appello a quelli che non hanno la coscienza del territorio, dell'ambiente, di poter prendere coscienza che se fossero i loro bambini a vivere in questa situazione, se fossero i loro figli a non respirare bene o a respirare questa puzza, non so cosa direbbero. La discarica è alle spalle del circolo didattico Caronda. Più volte i rifiuti hanno preso fuoco e i docenti hanno dovuto evacuare le aule piene di bambini esposti alle esalazioni tossiche. A Siracusa, rivoluzione nel trasporto pubblico locale, in arrivo nuove linee e il servizio di infomobilità. Francesco Aloi. Come si trova con SAIS? Benissimo, benissimo, benissimo. Gli autobus passano sempre o saltano le corse? Passano sempre, sono in orario. Dal bianco al rosso, da qualche mese SAIS ha preso il posto di AST. Il servizio funziona e il commento che si sente nelle fermate. Nelle prossime settimane arriverà anche il servizio di infomobilità, una novità per Siracusa. Fornire all'utente la possibilità di avere in tempo reale il passaggio alle fermate, i tempi di attesa alle fermate dei singoli autobus. 12 in tutto le linee che saranno attivate dal 2 ottobre. 2 dorsali, 8 circolari ed altre 2 che toccheranno Belvedere e Cimitero. Una vera rivoluzione per il trasporto pubblico urbano. Questa è sicuramente una fase sperimentale che questa amministrazione ha voluto fortemente. È stato l'unico comune che ha deciso di staccarsi da AST e non fare l'atto impositivo. Gli autobus arriveranno in gran parte del territorio comunale che, come dice l'assessore, è molto esteso, quindi difficile da coprire per intero. Attraverso il monitoraggio di tutto il nuovo programma di esercizio speriamo di riuscire a fornire dei servizi efficienti anche in quelle zone. Nella prima fase, in estate, gli autobus SAIS hanno seguito gli stessi percorsi di AST, ma qualche novità chi prende il bus l'aveva già notata. Il biglietto all'interno lo pagano tutti? Sì, lo pagano tutti, io lo pago, poi non lo so gli altri. Prima invece? Prima non salivamo tutti. Lo pagano tutti, altrimenti gli autisti non le fanno salire. È di 30 minuti in media la frequenza delle corse. La prossima settimana partirà l'installazione delle paline, ma per le pensiline oggi assenti bisognerà aspettare ancora qualche mese. Intanto il 2 ottobre inizierà la nuova era del trasporto pubblico urbano a Siracusa. Oggi giornata mondiale delle città senza auto. Sentiamo cosa ne pensano i catanesi. Emanuela Corsi. Il 22 settembre è la giornata mondiale senza auto, un'iniziativa che vuole liberare le città dalle automobili nel tentativo di ridurre l'inquinamento e il traffico. A Catania però quasi nessuno conosce questa ricorrenza. Oggi è la giornata mondiale senza auto. Sì. Lo sapevi? No. Lo sapevate? No. Vero? Allora, no, non lo sapevo. Purtroppo abbiamo da fare, quindi... Secondo me qua c'è più traffico degli altri giorni.
Questo perché siamo nella giornata mondiale senza auto. Può essere. Gli unici luoghi dove non si vedono auto sono le isole pedonali, come in quella appena inaugurata di Piazza Mazzini. Non si inquina, non serve carburante, però serve la luce, ci deve ricaricare. È perfetto, è molto rilassante e anche così va bene per tutti. L'obiettivo della giornata mondiale senza auto è quella di privilegiare il trasporto pubblico, l'uso della bici, la camminata. Una bella cosa, purtroppo Catania non è la città adatta, perché si gira con la bici, l'attacchi a un palo e te la rubano, o che sia bicicletta elettrica o che sia bici di 5 euro, purtroppo non è città adatta. Tanti già da tempo preferiscono girare in città con bici o monopattini, ma all'auto a rinunciarci sono veramente in pochi. Tao Fest 2023, divampano le polemiche sui contributi regionali che, secondo alcuni deputati del Partito Democratico, sarebbero illegittimi. Intanto il sindaco De Luca annuncia di voler creare una nuova fondazione. Il comune sia protagonista e non spettatore, ha tuonato il primo cittadino taorminese, Tonino De Mana. A Tao Fest il comune di Taormina sia protagonista e non spettatore. Il sindaco Cateno De Luca interviene sulla polemica sui contributi al Tao Fest e lo fa a modo suo, ovvero annunciando di voler creare una propria fondazione in modo che il comune di Taormina possa avere un ruolo centrale nei grandi eventi e non solo. Si riaccendono così i riflettori sul Festival del Cinema di Taormina, una rassegna che non passerà certamente agli albori rispetto al glorioso passato per numero di biglietti venduti, per la quasi totale assenza di star, ad eccezione di Harrison Ford, e per una carente comunicazione. Un'edizione nata sotto una cattiva stella con le dimissioni dal CDA della fondazione di Tao Arte da parte di Cateno De Luca, allora neoinsediato a Palazzo dei Giurati. Al peggio però non c'è mai fine ed ecco servita la polemica che riguarda i contributi della regione che secondo alcuni deputati del Partito Democratico sarebbero illegittimi. Il condizionale d'obbligo, ma la vicenda sarà approfondita dopo un'interrogazione, primo firmatario Antonello Cracolici, al governatore Schifani e all'assessore regionale allo spettacolo Elvira Mata. Secondo Cracolici ed altri 10 parlamentari Dem, le somme non potevano essere concesse quest'anno per la kermesse taorminese perché, si legge nella nota, non risponderebbe ai requisiti giuridici dei festival cinematografici. Non si è fatta attendere la risposta della sovrintendente alla fondazione di Taorminarte Ester Bonafede, secondo la quale le carte sono in regola ed un solo centesimo non sarebbe a rischio. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, i pareggi di Catania e Messina e le ultime di Palermo Cosenza alla Barbera. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Catania sottotono a Monopoli, i rossazzurri comunque infilano una seconda partita di fila senza subire gol. Intanto dal mercato degli svincolati arriva Zanellato per rafforzare la mediana. Marco Carli. Una sola vera occasione per il Catania, poche emozioni in un match il cui logico risultato è 0-0. Rossazzurri sfilacciati e lunghi con la difesa schiacciata indietro dal movimento di un Monopoli che in generale interpreta meglio la gara. Poca fluidità e prestazione incolore per il Catania. Abbiamo fatto poco per vincerla, non abbiamo fatto sicuramente una buona gara, abbiamo sbagliato tanto. Devo dire che gli avversari sono stati bravi perché è anche giusto dire le cose come stanno, però guardando in casa nostra sicuramente non è stata una partita positiva. Quello che c'è di buono nella partita non positiva è quella che comunque siamo riusciti a portare a casa qualcosa. Gli etnei rischiano un po' con una traversa su deviazione di Buà, con Spalluto e Starita, ma in generale la coppia Curado-Silvestri se la cava con capacità e porta a casa assieme a Livieri un'altra prestazione con 0 gol incassati. Per Curado anche l'onore di indossare la fascia di capitano. Per me è ovviamente motivo d'orgoglio e sono consapevole che è anche una grossa responsabilità, però c'è da dire anche che ovviamente vogliono mirare a Ciccio, a Beppe, sono i nostri capitani e ovviamente mancano tanto a questo gruppo, a questa squadra. Poca spinta sugli esterni invece, almeno fino a quando non entra Quaini a dar manforte al centrocampo e di conseguenza la retroguardia. Zanellato in tal senso per la mediana è un ottimo innesto biennale per lui. Ci si proietta già la sfida con il Foggia di lunedì, trasferta vietata per i tifosi foggiani. Sarà un'altra partita da sold out e il Catania vorrà offrire uno spettacolo diverso da quello visto in Puglia.
e del Messina al Franco Scoglio contro la capolista Turris. Prestazione nel complesso positiva dei giallorossi, rimontati al 6° minuto di recupero dall'attaccante Nocerino. Sergio Colosi. Pareggio tra Messina e Turris all'insegna dei rimpianti, maggiori quelli dei giallorossi in vantaggio prima 2-0, poi 3-1 e rimontati al 6° minuto di recupero. Se Modica ha confermato nel bene e nel male la sua scuola zemaniana, ha fatto peggio Bruno Caneo, lasciando in panchina per un turnover esasperato il tridente d'attacco titolare per oltre un'ora. Quanto è bastato al Messina per portarsi avanti di 2 gol dopo 9 minuti, con Plescia, uno che ha poca confidenza con la rete avversaria, ma a segno dopo 44 secondi, e raddoppio di Frisenna alla seconda presenza in Serie C. Emozioni e reti, ma anche tanti errori nelle rispettive fasi difensive, e su uno di questi Dauria riapre la sfida del Franco Scoglio. In avvio di ripresa Mausso ristabilisce le distanze con un tiro al volo. Caneo boccia le sue scelte iniziali e al minuto 17 inserisce l'artiglieria pesante, Giannone, Nocerino e Maniero per i più leggeri, Pavone, De Felice e Dauria. Il Messina avverte una pressione maggiore, nonostante il parziale di 3-1 sembra rassicurante. Così non è, in 13 minuti la rimonta firmata da un sinistro di Giannone sotto l'incrocio e da un colpo di testa di Nocerino in beata solitudine, con una difesa giallorossa distratta e abbandonata al suo destino anche dagli altri reparti. Sugli spalti più amarezza che soddisfazione per avere comunque fermato la Turris al primo pareggio dopo 3 successi. È il giorno della sfida contro il Cosenza per il Palermo, che è alla ricerca della 4ª vittoria consecutiva. Corini si affiderà a gran parte dell'11 che ha vinto ad Ascoli. Marco Gullà. Se arrivasse una vittoria stasera al Barbera contro il Cosenza, il Palermo per una notte potrebbe accarezzare la vetta della classifica del campionato di Serie B insieme al Parma, in una favorita semipiena rosanero che puntano al poker di vittorie consecutive. Di fronte ci saranno i calabresi dell'ex Fabio Caserta. Corini punterà più o meno ancora sugli stessi uomini che hanno battuto l'Ascoli. Ma penso che in un percorso di crescita la partita successiva in un campionato debba essere sempre la più importante, a prescindere da quello che si è fatto prima, e dunque in questo momento stiamo spingendo forte sull'acceleratore, dunque la capacità di tenere forte questo piede sull'acceleratore, di andare a prenderci questa vittoria che desideriamo tanto. Abbiamo lavorato molto bene in questa settimana e di conseguenza, come dicevo spesso, il livello di autostima quando si vince si alza, ma non bisogna dare per scontato che quello che si è fatto la volta precedente sia sufficiente per vincere la partita successiva, ed è questo per me creare quella mentalità che deve essere di spinta, di forza, e dunque voglio vedere tutto questo, cose su cui abbiamo lavorato. In porta giocherà Piacelli, mentre il quartetto di difesa sarà composto da Matteo a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro e Lund a sinistra, quest'ultimo favorito su Aurelio. A centrocampo Gomez potrebbe prendere il posto di Stulas, che Corini intende preservare per la trasferta a Venezia. A destra ha confermato Henderson, mentre a sinistra sarà ancora il turno di Segre. Anche in attacco nessuna variazione, nonostante Roberto Insigne sia pienamente recuperato, come puntualizzato da Corini in sala stampa. Sarà ancora Di Mariano a operare sulla destra, mentre Di Francesco si posizionerà a sinistra. Al centro di nuovo Brunori, ancora a caccia del suo primo gol in campionato. Fischio d'inizio alle 20:30. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.